Le aziende speciali del sistema camerale sono nate come bracci operativi per svolgere quelle attività che erano più vicine al mercato rispetto all'istituzione camerale. Oggi con la riforma praticamente sono della stessa sostanza, quindi operano con le stesse logiche, ma sono diventate sempre più uno spazio dove poter lavorare meglio su quello che riguarda la promozione del territorio, ma la parte formativa e anche tutta quella parte che serve a tenere in rete le filiere. Promocamera ha accompagnato tantissime imprese del nostro territorio nelle loro operazioni di internazionalizzazione, perché internazionalizzare non significa soltanto andare a portare i propri prodotti e servizi all'estero, ma significa anche costruire già da qui il percorso di internazionalizzazione, accompagnandolo con la formazione e anche con a volte un affiancamento dei temporary manager dell'esportazione e dell'internazionalizzazione che hanno potuto essere dei pre-consulenti per le nostre aziende. L'obiettivo qual è? Quello di guardare sempre di più anche nella trasformazione che ha avuto il sistema camerale in nuovi ruoli che sono stati conferiti al sistema camerale, trovare ancora di più gli spazi che le aziende speciali possono ricavarsi e sicuramente però saranno anche quelli collegati all'innovazione tecnologica e alla trasformazione digitale che sta testando parecchio il percorso verso il futuro delle nostre aziende, costruendo una rincorsa e un'accelerazione così forte verso all'adeguamento al mercato, all'adeguamento delle competenze che necessita per forza un'istituzione vicina che possa accompagnare al top della professionalità come sempre è avvenuto e possa soprattutto aiutare le nostre imprese a traguardare quelli che saranno gli obiettivi futuri.